Ad Agrigento, nel giardino di Porta di Ponte, si è svolto un incontro sul tema "Dalla mafia dei pastori alla mafia in doppio petto, l'evoluzione del fenomeno negli ultimi 40 anni". Sono intervenuti giornalisti e scrittori: Carmelo Sardo, autore di Cani senza padrone, e Attilio Bolzoni, autore de Il padrino dell'antimafia. Nei giorni scorsi siamo tornati in libreria con Cani senza padrone, il saggio romanzato che era uscito 3 anni fa per l'editore Melampo ed è adesso uscito con una nuova veste grafica, una nuova casa editrice, Zolfo Editore, e soprattutto è uscito in una versione aggiornata, perché si sa, quando si parla di mafia, di storie di mafie, bisogna sempre aggiornarlo, perché è un fenomeno che non è affatto superato, non è affatto morto, e quindi si aggiorna e va da sé, si devono aggiornare anche i libri. Quindi c'è un capitolo nuovo e c'è anche una postfazione nuova del sacerdote Don Giuseppe Livatino, che appunto parla del processo di beatificazione del giudice ucciso dalla mafia. Questo libro ruota attorno a quella triste vicenda, a quella triste e brutta storia, l'omicidio il 21 settembre del 90 del giudice Livatino, e ripercorre la storia dei suoi assassini, di chi armò la mano dei picciotti di Palma di Montechiaro e di Canicattì, e in qualche modo smonta anche la tesi che era stata consegnata alla giustizia con una sentenza definitiva. Questa è la storia degli Stigiari, i giovani picciotti che vennero strumentalizzati da Cosa Nostra per fare e regolare i conti al proprio interno. Una storia che per scriverlo ho impiegato ben 7 anni di studi, di indagini, e sono andato a incontrare nelle carceri coloro che sono ancora sepolti in galera, e sono andato anche a conoscere e incontrare i collaboratori di giustizia di questa avventura, Cani senza padrone. Lo sto seguendo ancora perché vorrei scriverci un secondo libro sui complici di Montante. I ministri che l'hanno portato a diventare il faro dell'antimafia italiano, alcuni magistrati che lo hanno aiutato a diventare quello che è diventato, uno che era nel cuore di un boss di Cosa Nostra, Don Vincenzo Ornone, capofamiglia di Serra di Falco, e di tutta una serie di personaggi dell'antimafia che si sono chiusi gli occhi, la bocca e le orecchie come le 3 scimmiette e lo hanno servito fino al giorno prima dell'arresto. Quindi sto raccogliendo materiale per fare un secondo libro sui complici di Montante, i complici del padrino dell'antimafia. Anche l'indagine giudiziaria, che è un'indagine straordinaria, molto rigorosa, ha più pagine dell'inchiesta su Capaci, e quindi io ho accesso agli atti come parte civile e ho trovato un materiale straordinario, soprattutto sui favori che lui ha fatto a un sacco di persone, circa 300 persone, prefetti, funzionari di polizia, generali dei carabinieri, generali della finanza, uomini politici. E qualcuno è passato anche da Agrigento. C'era un funzionario della squadra della questura di Agrigento che grazie a Montante ha avuto 3 parenti assunte, 3. Poi è stato trasferito e poi è stato anche indagato per i suoi rapporti con i Rinzivillo di Gela.